Buongiorno cari concittadini, ci troviamo qua oggi per il nostro consueto appuntamento quotidiano in merito all'emergenza coronavirus. Oggi abbiamo iniziato, o meglio la Protezione Civile ha iniziato la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Veneto tramite Grafica Veneta. Le mascherine sono quelle che vi ho fatto vedere quando siamo nell'appuntamento di ieri. Sono delle mascherine in tessuto o non tessuto. La Protezione Civile le sta distribuendo porta a porta, quindi famiglia per famiglia, non mettendo nella cassetta da posta per evitare disguidi, furti, quindi passerà prima l'automezzo della Protezione Civile con un messaggio che annuncerà l'inizio della distribuzione per ogni singola via, dopodiché il personale della Protezione Civile, i volontari, suoneranno i campanelli e faranno una distribuzione puntuale porta a porta. Insieme alla mascherina vi verrà fornito anche un piccolo vademecum in cui sono le indicazioni basilari del mantenere a distanza di 1 metro, i numeri utili da chiamare del comune e in più c'è scritto anche che la mascherina non deve essere consigliata a un presidio medico, mira ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, è strettamente personale e non è in alcun modo consentito un uso promiscuo neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare, non è lavabile ed è disinfettabile spruzzando una soluzione di alcol etilico al 70% e acqua al 30%. Sul fatto che non è lavabile siamo ancora in attesa di indicazioni più precise su questo punto, che stanno ancora testando il materiale. La distribuzione è iniziata in maniera omogenea sia nel centro di Terre di Po che anche nelle frazioni di Mazzorno e nella zona marina. Quindi abbiamo iniziato con 3 squadre che stanno distribuendo capillarmente in tutto il territorio comunale di Terre di Po, in base però sempre agli arrivi che la regione ci invia. Ieri sono arrivate oltre 2050, avevamo altre 300 mascherine che sono già in distribuzione e altre tante dovrebbero arrivare nella giornata di oggi. Una delle cose positive che ci sono in questi giorni, come avete sentito tutti quanti, è un lieve calo dei contagi, dei nuovi contagi, il che fa ben sperare. Anche il fatto che l'AS abbia deciso di approntare un proprio laboratorio sanitario in ospedale di 300 per appunto processare tutti i tamponi realizzati nella provincia di Rovigo in modo da poter dare una risposta più completa, omogenea, magari iniziando dagli operatori più esposti fino ad arrivare magari anche a tutti i cittadini. Per quanto riguarda il nuovo decreto, le regole che avete visto riguardano le industrie, quindi tutto quello che era previsto aperto già col decreto dell'11 marzo rimane aperto, quindi chi come le ferramenta, attività alimentari rimane aperto con le regole, con le chiusure della domenica e quant'altro, però continua come era previsto prima, sempre con una persona per famiglia che può fare la spesa, sono le solite regole che ci siamo già dati con i provvedimenti precedenti. La persona colpita che è risultato positivo da coronavirus, l'abbiamo sentita e sta bene, quindi facciamo ancora un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione e quindi insomma anche questo è un dato che ci fa ben sperare per il nostro comune e soprattutto per la nostra provincia e anche per l'Italia. Finalmente sembra stiamo arrivando nella fase discendente dell'aumento dei contagi e quindi insomma un po' di positività almeno in questo periodo. Anche per vedere insomma che tutti gli sforzi che stiamo facendo in questi giorni siano almeno utili a quello che è il combattere questa nuova sfida che abbiamo davanti. Grazie a tutti i cittadini, perché comunque con le regole che tutti quanti stiamo mettendo in campo veramente stanno dando dei risultati e riusciremo a superare quello che è questo immenso problema che è il coronavirus. Grazie a tutti e ci vediamo domani.